dove lui era molto amico di Fellini. Sto cercando di più. Per C'è l'Italia. Ieri il regista, il produttore del film, perché è troppo difficile, poi quando torni a fare la quarantena non è possibile. E quindi non è venuto nessuno. Normalmente noi facciamo degli incontri fra professionisti del cinema, quest'anno abbiamo fatto la mostra, avremmo voluto fare anche di più se fossero venuti dall'Italia. Ovviamente quest'anno è molto limitato, però tutto quello che succede c'è sempre sul sito dell'Istituto di Cultura Italiano. Comunque io seguo tutti gli enti italiani. Quindi dopo lì se tu ho visto che c'è una mostra con i fumetti, ci sono anche Gianni Rodari, libri originali. Noi facciamo, io collaboro con loro per il cinema, però l'Istituto di Cultura fa tantissime iniziative, sono proprio bravi. E quindi qui adesso questi film sono tutti belli, tu li hai visti, ne hai visto qualcuno di questi? Non ancora. Quindi abbiamo oggi c'è Pinocchio e 5 il numero perfetto che è bellissimo, bellissimo. Babbo! Babbo, sei un bambino! Babbo! Sei un bambino! Pinocchio! Pinocchio! Chissà dove ti porta questa strada, se ti spinge, se si finge amico tu di queste case, queste vie che passano vicini silenziosi, saranno ancora dietro, ma tu non ti voltare, non fermarti a controllare, sangue le turchine ti salutano, vai, dove vai? E ti diverti andare a guardare indietro, e pensi passo passo che non ti vuoi fermare, e sai che non vorrai mai più tornare indietro, e sai che non vorrai mai arrivare. C'è finalmente il mare. Allora, qui a Belgrado naturalmente c'è il pubblico serbo, ma c'è anche qualche italiano che vive qui. Come ti chiami? Marcello, Di dove sei? abruzzese. Allora, tu sei uscito adesso dalla visione del film Pinocchio. Sì. Come ti è sembrato? È stato emozionante, molto bello ed è molto... è davvero un'emozione vedere film italiani proprio qui in Serbia, specialmente per chi come me ha l'opportunità di condividere questa esperienza con altri italiani.
Beh, qui però c'era anche il pubblico serbo, devo dire che anche il pubblico serbo ha molto apprezzato. Cosa ti è piaciuto di più del film? Mi è piaciuto, vabbè, ovviamente Matteo Garrone, quindi un grande regista e poi soprattutto un grande cast da Benigni e insomma anche altri attori famosi italiani. È stato un piacere rivederli qui proprio a Belgrado, la città nella quale vivo. Senti, grazie tantissimo, verrai nei prossimi giorni anche a vedere? Ovviamente non bisogna perdere queste occasioni, specialmente quando c'è il Festival del Cinema Italo-Serbo. Grazie tantissimo e buona Grazie a serata. voi, Ciao, grazie. ciao, ciao. Zanima me kako vam se sviđa projekcija italijanske dečje kinematografije? Ovo je ipak dečja italijanska kinematografija. Da, ali je obuhvata mnogo više sfera. Mislim da znači da se pogleda i kao iz ugla deteta i iz ugla nekog koji je odrastao, jer mislim da govori o tome šta zapravo znači postati čovjek. Kroz šta sve prolazimo? Da, i šta zapravo da i nekada radi jedno drvo može postati čovjek, nego neko ko se stvarno rodio kao čovjek. A koji vam se deo najviše sviđa? Koji se dao najviše dopada? Prema to možem da kažem, meni su malo sad sveže. U suštini najviše mi se dopada animacija tih, nisu to životinje, fantastični likovi, kako su oni predstavljeni. Cvrčak. Da, na primjer, on ili puž. Da, i meni se puše. Kostim. Da, jako i njihovi način govora. I kako nam je to... Da ste primetili da onako malo spooky, onako? Da, i kako svi ti fantastični momenti nam se uopšte ne čine čudnima. Predstavljena je jako... Naviknemo se, tako je dobro predstavljeno da se prosto naviknemo i upijemo to i... Jako nam se dopada. Još nešto? Gluma, kako vam se dopada? Fantastični su. To smo ovaj glumac. Roberto Da, on je zapravo bio pilot. A, on je Roberto Benigni je bio Da, u prvoj. Jest, on je bio pilot. Jel dolazite sutra? Sutra je komedija. Sutra je komedija i ne Da. znam što je sutra. Smo kao vidjeti šta nas bo jako voljela, ali vidjet ćemo zbog vremena. Hvala vam puno. Nađite se na stranici Festival del Cinema Italo-Serbo. Ciao. Grazie. Grazie. Arrivederci.